L'influenza stagionale sta per raggiungere il suo picco, lo testimoniano le centinaia di accessi giornalieri al pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera di Padova. I bambini sono la fascia più colpita non solo dall'influenza, ma in genere dai virus respiratori, soprattutto i più piccoli. Perché i bambini di fatto sono la popolazione che non ha una memoria di contatti precedenti con i virus influenzali e frequenta le comunità e quindi facilmente è soggetta a questa infezione. I bimbi ammalati sono tantissimi, in minima parte sviluppano conseguenze gravi, ma nei primi 13 giorni di dicembre i ricoveri in pediatria sono già stati 25, 3 di questi in terapia intensiva. Abbiamo già superato in termini numerici il numero di ricoveri per influenza rispetto a tutti quelli che abbiamo avuto nel mese di novembre, a dire che c'è proprio una grande impennata dei ricoveri. In pediatria sono stati riaperti anche gli ambulatori container per consentire di isolare i bambini influenzati e quelli positivi al Covid. E abbiamo ripreso l'utilizzo di cosiddetti ambulatori mobili, diciamo, ci piace chiamarli così, che sono stati posizionati all'esterno del pronto soccorso. Vivono questi ambulatori già dall'epoca Covid, sono stati utilizzati per funzioni variabili, come ambulatorio, come spazi di esecuzione di tamponi, quindi c'è una flessibilità nel loro utilizzo, sono perfettamente attrezzati a norma per essere degli ambulatori e c'è una previsione anche di aumentarli qualora fosse necessario. Anche il personale infermieristico verrà presto rafforzato in queste settimane di picco influenzale per far fronte agli accessi in pronto soccorso pediatrico che aumentano soprattutto nei fine settimana e nelle ore serali.